di San Martino, la vuole l'acqua dentro sul castello, perché la porta il capitano, perché comanda la città di Agiar. Con la regina di San Martino, la vuole l'acqua dentro sul castello, perché la porta il capitano, perché comanda la città di Agiar. Era il 25 aprile del 72, una giornata piosa qua al paese, e sul Monte Tomba io dicevo che nevicava, un mio zio diceva che non nevicava, e l'altro mio zio ha detto: ma cosa facciamo? State qua a discutere, andiamo su a vedere. Siamo partiti e siamo andati su sul Monte Tomba, ci siamo bagnati perché se nevicava, siamo tornati nel rifugio del Miet dove ci aspettavano gli altri e ci siamo asciugati, un bicchiere di vino per scaldarci un po' perché eravamo tutti. Poi si è messi a qualcuno, si è messo a fare una nota, un mezzo canto, un canto, l'altro si è aggiunto. I miei zii erano tutti dei, diciamo, dei cantori che cantavano sempre in compagnia, nelle osterie, tra cui. E così è cominciato e qualcuno fa: perché non fate un coro in questo paese che siete così bravi a cantare? La storia è nata proprio dall'amicizia, è quello che abbiamo cercato di portare avanti anche noi, l'amicizia, ma non solo l'amicizia, ma anche la voglia di fare qualcosa di buono, parli anche del territorio, del nostro essere passato, perché le tradizioni dei nostri vecchi, ma anche un qualcosa che ci potesse portare anche al futuro, quindi delle innovazioni, quindi anche la ricerca musicale, diciamo così. Se volete, uno degli aneddoti magari che può essere più significativo, nel 1988 siamo andati in Australia e uno dei nostri coristi purtroppo aveva dei problemi che con il lavoro che fa, quindi il contadino, non sarebbe potuto venire in Australia con noi. E il coro, un po' a sorpresa sua, ha deciso che gli avrebbe dato una mano nella raccolta del fieno, andavamo d'estate, e il coro è partito, è andato su in 2 giorni, ha fatto il lavoro che lui doveva fare in 20 giorni. Quando tu crei degli obiettivi, anche la gente che c'è attorno a te si entusiasma, il corista stesso, dai uno scopo anche all'essere qua, non solo il venire a prove 2 sere la settimana per 2 ore, quindi impegnativo, magari a volte può essere anche noioso, ma se hai un obiettivo questo ti crea la voglia di venire e di continuare a esserci. Raccontare 50 anni di storia, dove racconti 50 anni di canti, l'evoluzione di un coro, tutto questo non è così facile che puoi raccontare in una sera, e stiamo pensando appunto di farlo in più sere, in più momenti, e questo sperando che riusciamo a farlo con un buon risultato, ecco, diciamo così. Una volta era consuetudine che su ogni evento delle famiglie e anche del paese, quindi le feste, i matrimoni, i momenti di ritrovo, insomma, erano sempre accompagnati dal canto. Era una cosa normale, era una prassi normale, insomma, che veniva anche dal passato, dalla tradizione dei nostri padri, dei nostri nonni. Quindi anche i giovani in quegli anni là hanno fatto in tempo ad assorbire questo mondo, appunto partecipando alle varie feste, ai vari avvenimenti, anche semplicemente sentendo cantare i propri padri o i propri parenti, insomma. Quindi lo hanno vissuto fino in fondo a livello familiare, insomma, questo tipo di attività. Vedi, il coro Valcavasi è nato negli anni 70, nel 72, che è stato il momento della nascita della quasi totalità dei cori tipo quello nostro. Direi quasi l'80% dei cori sono nati negli anni 70, e credo appunto per il motivo che ho detto appena prima, perché ancora c'era nell'aria questa tradizione, ancora le persone erano abituate
erano su un momento in cui culturalmente il canto popolare era vivo. Si sono formati tutti questi cori, tra cui anche il nostro, sulla tradizione, sul riferimento di un coro molto importante dell'epoca. Il Coro Valcavasi ha avuto l'onore di vincere per ben 2 volte un prestigioso concorso internazionale di Riva del Garda. Ed era il momento in cui appunto il coro aveva a disposizione anche delle musiche un po' più evolute, diciamo, dal punto di vista musicale ed artistico. E da là in poi sempre in quel periodo ha avuto anche molti altri successi su concorsi nazionali. Per il futuro abbiamo in mente ovviamente sempre di sviluppare la nostra tecnica vocale, di migliorare la nostra vocalità, di adottare composizioni anche nuove, moderne, innovative e di abbracciare anche forme espressive diverse dallo standard, come abbiamo già avuto modo di sperimentare con gli spettacoli teatrali fatti in occasione della Grande Guerra. E quindi stiamo pensando anche a inventare delle forme di concerto-racconto con l'utilizzo di immagini, di narrazione, di effetti, di luci e anche con strumenti musicali, in modo da essere più moderni, insomma, e più appetibili anche per il pubblico.